Buongiorno amici, questa mattina pescatina un po' anomala, è iniziata la stagione balneare, quindi noi siamo costretti a spostarci vicino alla spiaggia, tra roccia e sabbia. Che dire, vediamo un po' che succede amici. Buongiorno. Eccoci, stabilimenti ormai aperti e noi dobbiamo arrangiarci come riusciamo amici. Quindi questa mattina un po' di rock fishing per noi, tra roccia e sabbia. Siamo in una baia che sicuramente avrete visto tante volte nei miei video. Siamo in un'area marina protetta, quindi necessitiamo assolutamente dell'autorizzazione rilasciata dall'ente parco di Portofino, senza la quale rientreremo sicuramente nel penale, quindi occhio. E che dire, mattinata un po' anomala, ho voluto un attimino testare la situazione e vediamo un po' come va amici. Buongiorno. Come ho coreane e americane, ho messo belle comode in una scatola di arenicola che ho salvato in una pescata precedente per farle stare belle larghe ed evitare che si mordano. Ecco le prime luci dell'alba in uno dei miei posti preferiti in assoluto. Questa, amici da casa, è pace, fuori dal lavoro, fuori dallo stress, fuori dalla civiltà. Una prima tocchettina timida sulla canna di sinistra. Eccola la prima che viene a farci visita, questa mormora meravigliosa delle 6:30. Guardate che pesce stupendo. Spazi sicuramente ristretti sia per posizionarci che per lanciare, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Tutti i nostri movimenti sono particolarmente lenti, attenti, canne non più verticali come in spiaggia ma praticamente orizzontali, quindi dobbiamo stare molto attenti a ogni minimo sussulto della canna e ci arrangiamo un po' come riusciamo. Sono tante le spiagge in Liguria, purtroppo sono piccole e stagione balneare, di conseguenza dobbiamo un po' arrangiarci, come si dice in Liguria. Questa mattina ho trovato questo piccolo spazietto e mi sono messo un po' come sono riuscito. Un'oretta di pesca, primo check up della situazione direi ottimo, un paio di mangiate, una bella mormora, cielo coperto che aiuta anche perché abbiamo visto che i pesci sono usciti più verso sera e si continua amici. Questa mattina portiamo un po' di surf casting tra gli scogli, quindi montatura classicissima scorrevole, girellina portapiombo, una serie di perline, tubetti da fare da ammortizzatore alla nostra girellina, terminale lungo 0,22 e a modelotto. Eccoci amici, stagione balneare iniziata e quindi dobbiamo inventarci un po' i posti dove andare a pescare. È un canale dedicato al surfcasting, lo so, ma bisogna un po' inventarsi nella vita. Quindi oggi pescheremo in scogliera con davanti un fondo sabbioso e vediamo un po' come va amici. Sempre con me le mie Maverick montate un bel Shimano 10.000. Adesso dopo la prima mormora stiamo provando a sinistra con una coreana e a destra con un piccolo americano e vediamo un po'
se l'oratina si fa viva. Eccoci amici, mattinata continua, meravigliosa, una pace assoluta. In questo momento di tranquillità volevo comunicarvi che la nostra campagna per quanto riguarda lo stop per dire basta alle reti sotto costa sta continuando. In questi 2 mesi sono usciti diversi articoli, uno molto bello del mio amico Stefano Suriano su Nautica Liguria, che potete trovare su internet, e settimana scorsa è uscito anche sul Levante, un settimanale ligure, quindi la divulgazione sta continuando e l'importante è quella, perché più persone vengono a corrente di ciò che accade ogni giorno in Italia e più abbiamo possibilità di cambiare le cose per trovare appunto ecosistemi così delicati come può essere questo di questa mattina possano continuare a esistere. Vi lascio con un'anteprima: il mese prossimo uscirà sul bimestrale Pesca da Terra Surfcasting il nostro articolo appunto di questo progetto di stop alle reti sotto costa, quindi a partire da giugno-luglio troverete nel bimestrale, scusate, Pesca da Terra Surfcasting, un articolo riguardante questa cosa. E che dire, io continuerò per sempre a ringraziarvi, perché senza di voi non sarebbe stato possibile questa cosa, e speriamo che la FIOPS o appunto chi si occupa di pesca possa finalmente cambiare le cose, e non dico annullare o eliminare totalmente la pesca dei professionisti con le reti sotto costa, ma semplicemente renderla ecosostenibile, perché sono appunto i primi metri sotto costa, 10, 20, 50, 100, quelli pieni di vita, diciamo il cuore pulsante, secondo me e secondo tanti, dell'ecosistema marino. Quindi continuiamo così amici. Eccoci, nuovo cambio di esche, ho sostituito la mia coreana con un americano e si aspetta. Oggi pomeriggio il meteo dava brutto tempo e giustamente le nuvole non si sono fatte aspettare questa mattina. Arriva anche la seconda a farci compagnia, guardate che spettacolo. Inizia una pioggerellina leggera, lo spettacolo davanti a noi continua. Sono questi forse i momenti che andiamo cercando, non tanto la frenesia di riuscire a portare qualcosa a casa, ma questi momenti di pace. Sentiamo proprio uno stato di benessere interiore e ci rilassiamo, riusciamo a essere più tranquilli con noi stessi e affrontare forse meglio anche tutti i problemi che la vita di tutti i giorni ci pone. Arriva anche lui, il pagello fragolino, guardate che colori, che rilasciamo prontamente.
terza ora di pesca finita e con questo finisce anche la nostra battuta di pesca, anche se non è una delle giornate più belle sicuramente del mese. Le persone, i turisti vengono in spiaggia ed è giusto rispettarli. Io ricordo tutti che siamo in un'area marina protetta, quindi necessitiamo di questa licenza che possiamo trovare nell'area marina protetta, negli uffici dell'area marina protetta di Santa Margherita Ligure. Che dire, oggi abbiamo portato un po' di surf casting in mezzo agli scogli, sempre alla ricerca della spiaggia. Non potendo andare direttamente in spiaggia, abbiamo cercato di raggiungerla dalle parti laterali, cioè dalla scogliera. È sicuramente un'opzione molto valida per l'estate, quando i posti iniziano a ridursi. E che dire, anche questa mattina qualcosina lo portiamo a casa, sicuramente tanto relax e una vista meravigliosa che dobbiamo riuscire a preservare in tutte le maniere. Abbiamo visto come questi luoghi sono difficili da raggiungere e giusto i gabbiani possono arrivarci, quindi portiamo a casa tutto quello che abbiamo portato con noi, tutta la spazzatura, e lasciamo questi posti come li abbiamo trovati, ragazzi. Come vi dico sempre, alla prossima avventura!